Allora, rieccoci insieme. Ci ha raggiunto in studio il presidente di Confcommercio del Veneto, presidente anche Ascom Padova, Patrizio Bertin, grazie di essere qui con noi. Siamo sempre collegati comunque con il presidente di Confcommercio Veneto, settore automoto, Sina, che ci consente di analizzare questo settore un po' strategico. Patrizio Bertin, ecco, è arrivato un altro messaggio. Intanto posso fare due domande: quanto costa in termini di inquinamento e quanto sono sicure le auto con batterie in casi di incidenti? Grazie per le risposte. Adesso le do subito la parola al presidente, anzi diamo subito la parola al presidente Sina, così risponde al messaggio, poi vediamo un po' le novità che riguardano invece il commercio in generale. Presidente, cosa dice? Direi che sicuramente le case sono molto attrezzate. Diciamo che prima di nascere un progetto sicuramente lo valutano, lo ponderano, lo provano, lo testano, e quindi direi che in caso di incidente, con tutte le sicurezze che abbiamo oggi nelle auto, direi che non è il caso di farsi dei problemi. È vero che è accaduto il caso di una marca automobilistica molto nota, della quale non faccio il nome, ma è vero che è accaduto e che evidentemente questo può preoccupare, però direi che lo stesso rischio che possiamo avere su una macchina a benzina potremmo averlo anche con un'auto elettrica, insomma. Chiarissimo. Quindi direi che di questa cosa non mi preoccuperei particolarmente. Allora, domanda rivolta ad entrambi, principalmente al presidente Bertin, che tra l'altro esce proprio da un incontro in comune. Questi provvedimenti di chiusura, abbiamo visto proprio quello che sta succedendo in questi weekend in Lombardia, in Campania, adesso sembra anche in parte in Liguria, insomma, come vede che possono impattare? Speriamo che non ci siano in Veneto, però qualcosa sta succedendo, lei mi dice ci sono delle novità anche per quel che riguarda la città di Padova. Impattare per l'economia, quindi del settore del commercio in generale, anche psicologicamente nel consumatore. E chiedo a lei invece, presidente Sina, dopo la risposta di Patrizio Bertin, nel settore di vendite auto e moto che appena adesso aveva tratto un respiro di sollievo. Bertin, prima. Beh, penso che sia sotto gli occhi di tutti questo momento drammatico, sia dal punto di vista sanitario ma altrettanto dal punto di vista economico. Quindi queste chiusure chiaramente mettono sempre più in allarme il nostro mondo, e quindi mi sembra che ci stiamo spingendo verso il lockdown, cosa che dobbiamo assolutamente scongiurare, perché vorrebbe dire seriamente la fine di tante attività, e questo che è quello che mi preoccupa di più, perché non abbiamo avuto nessun tipo di sostentamento, di aiuto, ma non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista strutturale, perché c'era il tempo per fare gli interventi sia sul trasporto pubblico, sia anche sulla governance di questo momento. Le terapie intensive dovevano implementarle, non è stato fatto niente su questo aspetto qua. Secondo lei? Una leggerezza, ma anche una incompetenza, mi sento di dire. Perché? Perché adesso ci troviamo con il rischio di un lockdown, e questo porterebbe veramente alla chiusura di moltissime attività, pensando anche tutti i nostri collaboratori che hanno già il dramma di entrare ancora in cassa integrazione. E quindi con una situazione di questo tipo qua io spero che tutto questo non avvenga, e ci batteremo perché non avvenga, perché siamo stufi di essere attori non partecipanti a queste situazioni. Io vorrei capire cosa hanno fatto con i stati generali, vorrei capire cosa hanno creato con i 700 personaggi guru che dovevano dare tutte le risposte per superare questi momenti di difficoltà, vorrei capire cosa hanno prodotto queste iniziative. Ecco, e noi ci troviamo ancora nel pantano, noi ci troviamo che abbiamo il Natale, che è il momento più importante di quest'anno disastroso, e con il rischio che in questa situazione non riusciamo a passare all'anno nuovo. Allora, bene lo smart working al 75%, però basta andare nelle città, vedere cosa c'è adesso attualmente, andare a intervistare qualche negoziante, capire cosa stanno facendo, che dicono qui consumiamo solo corrente della luce elettrica e non riusciamo a incassare niente. La gente è spaventata, e in questo modo chiaramente non ha neanche la gente voglia di fare acquisti. Assolutamente. Tranquilli, in caso di lockdown, scrive un telespettatore, Conte sfodererà la sua potenza di fuoco. Ne abbiamo visto. L'altro messaggio che quindi fa intervenire anche aspetti che ce n'è un altro ancora: comprare una
un'auto ora in questo momento storico non mi sembra conveniente, visto che Crisanti ci ha condannati a restare in casa entro Natale, l'auto non servirà. Presidente Sina, che cosa dice a questo proposito, allacciandosi a quanto diceva anche il Presidente Bertin? Allora, dico che l'auto non si compra solo per Natale, si compra per qualche anno e quindi evidentemente l'auto è diventato un mezzo di trasporto ancora più efficace proprio da quando c'è il Covid, perché preferiscono andare in macchina piuttosto che con i mezzi pubblici dove c'è più facilità di assemblamento. Quindi lei dice non ci sarà una crisi del settore vendite? No, allora, sicuramente, ecco, qui mi riallaccio al Presidente che saluto per dire che il nostro settore dal mese di ottobre, questo mese, stiamo perdendo il 35% delle vendite, proprio perché da un lato sono finiti gli incentivi che pesano su quel settore, diciamo, di inquinamento che le spiegavo prima, ci sono solo sull'ibrido e sull'elettrico. E dall'altro lato questa paura, questo terrore, questo momento che fa pensare, la gente sta a casa, non si muove e preferisce pensare ad altro piuttosto che all'auto e quindi in questo momento, diciamo, ci porta a penalizzazioni. Approfitto per dire un'altra cosa velocemente, che dobbiamo anche cercare di rispettare quelle che sono le regole che ci danno. Nel senso che la mascherina, il lavaggio delle mani, non voglio fare il virologo perché non è il mio mestiere, però è importante che tutti rispettiamo quelle che sono le regole. Dopodiché, voglio dire, cerchiamo di fare il più possibile, perché se no, come diceva il Presidente Bertin, se tornano a metterci tutti in lockdown, se chiudiamo, è veramente un danno, è grave la situazione per l'economia. Per la nostra economia dell'auto in modo particolare, ma per tutte le economie diventa un grosso problema. Ecco, quindi voi avete... attenzione e cerchiamo di rispettare quelle che sono le regole. Chiedo a lei e anche a Patrizio Bertin un attimo che leggiamo un altro messaggio. Il boicottaggio del diesel che è in atto è una cosa vergognosa. In futuro non so, ma al momento rimane il mezzo più conveniente per chi fa chilometri. Chiedo anche il messaggio precedente che non avevo letto mentre parlava il Presidente Sina, che vediamo se me lo mettono in onda, eccolo qua. Sono d'accordo che bisogna lasciare il diesel per tutelare l'ambiente, ma per questo bisogna fare come i paesi del nord Europa che hanno dato degli incentivi di 15.000 euro e hanno vietato la vendita del diesel. E diceva il Presidente, gli incentivi sono finiti, quindi farsene purtroppo una ragione. Presidente, ma voi come categoria, questo l'hanno chiesto anche piccoli operatori del settore, non avete titolo, voce per far sì che il governo si renda conto, perché sembra che siamo su sfere diverse, chi proprio il problema lo vive ma con grande distacco e chi invece ci annega dentro. E quindi interagire col governo, aver titolo, voce in capitolo, per far riflettere sulle conseguenze del bloccare certe attività, cioè anche la decisione tout court che sta presa in Lombardia ha delle ripercussioni, ma di non poco conto, sulle attività produttive. Cioè, già in un paese in difficoltà questo peggiora, insomma, tantissimo. Il fatto è che la Regione può solo legiferare su posizioni più restringenti, quindi lei ha competenza solo per peggiorare la situazione. Il governo, siamo su un'emergenza, c'è uno stato di emergenza, quindi non puoi chiaramente interagire con il governo, quindi ci troviamo su una situazione che siamo disarmati, è questo che ancora di più ci avvilisce. Perché? Perché noi potremmo portare un grande aiuto e contributo al governo per far capire quali sono le esigenze anche dal punto di vista economico e non solo dal punto di vista sanitario. Quello che diceva il Presidente, che saluto, è quello che noi vogliamo rispettare le regole. Noi vogliamo rispettare assolutamente le regole. Ma se nei negozi si entra sempre 2 per volta, 3 per volta. Ho capito, ma allora cosa serve che tu mi fai una deroga per i matrimoni? 30 persone, a casa 6 persone, cioè hai un metro che è 2 misure o 10 misure, non va bene così, regole chiare, precise per tutti, dobbiamo superare questo momento, anzi secondo me si doveva partire in anticipo e non arrivare adesso che siamo a ridosso del Natale per fare delle regole restrittive in questo momento. Quello che sta succedendo in Lombardia, al di là del numero dei infettati che mi spaventa molto,
però è anche vero, se noi ascoltiamo i virologi, che ormai non so più chi ascoltare, perché ognuno ha una sua versione e una sua interpretazione di questo virus, quindi capisco che nessuno lo conosce, ok? Chiaramente non sono io la persona che può dare questi suggerimenti, però dico un po' di chiarezza, un po' anche di tranquillità da mettere in atto, con dire ragazzi dovete rispettare le regole, chi non le rispetta verrà multato, ma seriamente multato. Ma è la stessa cosa che non riguarda la vostra categoria, però in certo qual modo si parla di palestre e piscine. C'è stata la disperazione in tantissimi che hanno veramente speso tantissimi soldi per adeguare le proprie strutture, operatori del settore delle palestre. Moltissime, noi abbiamo le palestre e le piscine ma altrettanto. Ma io dico, questo comitato di super esperti che sta a Roma, ha guardato Roma e periferia, immagino, perché cioè, se va a vedere in altre regioni, e adesso tra una settimana, tanto ci si può scommettere, o è stata una buttata, però se no chiudono tutto. Con che modo risarciscono questi operatori che purtroppo hanno fatto il possibile, hanno addirittura dimezzato a volte il numero dei partecipanti ai corsi e quindi hanno ridotto all'osso i guadagni? No, ma non si parla di guadagni. No, vabbè, si parla solo di sopravvivenza per tenere in piedi l'attività, e il nostro sacrificio non è riconosciuto, questo sacrificio. Siamo ancora quelli dei 600 euro noi. Okay? E le nostre attività veramente ormai sono all'osso, non hanno più respiro e non hanno più ossigeno per poter andare avanti. Quindi io dico che in questa situazione qualcuno deve mettersi la mano sulla coscienza e capire cosa dobbiamo fare per mettere in sicurezza questo paese, sia dal punto di vista sanitario, che sono preoccupato anche da quel punto di vista, e anche dal punto di vista economico, che sono ancora più preoccupato. Perché? Perché prima o dopo il virus arriverà, e speriamo velocemente, quindi facendo meno morti possibili, ma quando un'attività è chiusa non riparte più, e quando l'economia non parte e si blocca l'economia, per rimettere in moto questa economia ci vorranno 3, 4, 5 anni. Questa è la mia preoccupazione, e la gente non può vivere se non ha uno stipendio, se non ha una dignità, se non ha un lavoro. Dobbiamo preoccuparci anche di questo aspetto sociale. Chiaro. Allora, tra l'altro abbiamo visto che tantissimi casi di contagio avvengono nell'ambito delle famiglie, questo è un dato di fatto, per cui gruppi di 6 che sia non dovrebbero proprio, i ritrovi nelle famiglie sono pericolosi, perché lì essere in un ambiente solo. Qualcuno lo porta in famiglia però, e da dove lo porta? Il trasporto pubblico. Io mi sto battendo per questo, è quello che diceva anche il Presidente, se la gente si sposta in maniera diversa, oggi ha paura di andare nel trasporto pubblico. Perché? Perché sono uno amassato all'altro e quindi si sposta con le auto. Ma se non ha i parcheggi, se non ha la possibilità di sostare in maniera anche comoda, okay? Se non ci sono questo tipo di servizi, uno è vincolato, allora cosa fa? Evita di spostarsi. Certo, ecco, se è questo che vogliono, però così, ripeto, mettiamo in ginocchio un'economia importante. Assolutamente. Allora, Presidente Sina, è arrivato un messaggio anche direttamente per lei, per la sua competenza, quindi chiedo alla regia se ce lo rimette in onda, mi pare che fosse l'ultimo messaggio arrivato. Vediamo un attimo che così glielo leggo, eccolo qua. Sono un agente di commercio e il signor Sina dice che sopra i 25.000 km conviene il diesel, ma perché le concessionarie spingono verso l'ibrido o l'elettrico? Hanno degli obiettivi da rispettare a scapito del consumatore? Presidente, cosa risponde? Ma guardi, ringrazio per questa domanda che mi dà innanzitutto lo spunto per dire che venga pure, che il diesel glielo vendiamo volentieri senza nessun problema. Ma soprattutto mi dà lo spunto per spiegare perché avvengono queste cose. Allora, noi innanzitutto non abbiamo, c'è un obiettivo della Comunità Economica Europea che dà entro fine anno un indice di inquinamento di CO2 di 95 kg. Oggi in Italia siamo a 122, quindi siamo ben superiori. Le auto, le fabbriche, le case automobilistiche devono mettere a listino un certo numero di auto nelle quali comprendano anche delle auto che non inquinano, quindi le elettriche. Evidentemente grazie al listino viene diminuito l'indice di inquinamento di CO2 a listino, che poi evidentemente si deve anche verificare nella realtà. Tanto è vero che diverse case automobilistiche quest'anno pagheranno
la penale, la multa, perché non riusciranno a rispettare l'indice di inquinamento di CO2. Detto tutto ciò, noi abbiamo degli obiettivi per vendere le auto elettriche, per vendere le auto ibride, perché crediamo sia il futuro, perché crediamo sia sicuramente vantaggioso inquinare il meno possibile per tutti noi, per i nostri figli, per il futuro, ma non dimentichiamoci che comunque l'85%, forse anche direi l'88%, mi correggo, delle auto che vendiamo sono sempre benzina e sempre diesel. Quindi non è che noi oggi vendiamo solo ibrido e elettrico, vendiamo anche ibrido e elettrico, dove l'anno scorso l'ibrido incideva al 7% del nostro listino, delle nostre vendite, oggi incide magari il 15%. Quindi ben vengano i clienti, noi vendiamo automobili di tutti i tipi. Chiarissimo. Allora interrompo un attimo con la pubblicità che incombe, poi ritorniamo in studio con voi. C'è l'ultimo messaggio, vediamo se sì, l'ultimo messaggio da leggere. Durante il lockdown si è visto che non sono le auto ad incidere in modo significativo sull'inquinamento, ma piuttosto case vetuste con sistemi di riscaldamento obsoleti. Bisogna dire la verità. E di fatto sembra proprio che sia così. Allora, dopo commentiamo anche questo con i nostri ospiti, tra poco.